Jacob è il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, coordinatore della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Allora, ognuno fa la sua norma, diceva il professor De Masi, e io credo che più delle segretarie aziendali di cui parlava ci sono le regioni, no? Anche perché questo paese siamo passati un po' sempre per questi andamenti culturali, dalla sbornia federalista dell'inizio degli anni 2000, fine anni 90, inizio degli anni 2000, tutti federalisti erano, adesso non è più federalista nessuno, nel frattempo diciamo c'è questo complesso dal quale io, al pari del professor De Masi sulla vicenda del Parlamento, mi tengo fuori. Sulla legislazione concorrente potrei fare degli scivoloni, una cosa complicatissima, però le chiedo un focus e le chiedo, sarebbe necessario un malloppone del genere anche secondo me sulle regioni, no? Anche lì credo che abbiamo gli stessi identici problemi che diceva nell'introduzione il presidente Di Maio. Basta togliere la parola Parlamento nazionale e mettere quella Consigli regionali, cioè la legge, il processo mediatico, il controllo ex post. Sbaglio? No, è perfettamente a conoscenza del sistema, ma entrare, tra l'altro intervenire dopo il professor De Masi che ci ha riportato in maniera così impareggiabile nella dimensione nazionale è piuttosto difficile. No, io volevo innanzitutto ringraziare il vicepresidente Di Maio perché ha coinvolto il sistema delle assemblee legislative regionali che sono appunto una fonte di legislazione non secondaria nel nostro Paese, spesso anche tra l'altro oggetto poi di quel famoso contenzioso figlio della opportunità appunto di colegiferazione rispetto al Parlamento su una serie di competenze, quindi sostanzialmente anche in questa logica che crea, se vogliamo, anche motivi ulteriori di complicazione nella interpretazione poi delle leggi e della loro applicazione sui territori. No, volevo ringraziare il vicepresidente Di Maio anche perché ha effettivamente un po' autolesionistico la sua azione, l'ha definita il professor De Maio, perché è andato sia con il 14 marzo scorso nel rapporto sulla legislazione statale, al quale abbiamo partecipato volentieri, sia aprendo oggi questo tema, che è un tema tra l'altro che io faccio anche parte del Comitato delle Regioni, istituzione a livello europeo, è uno dei pilastri dell'azione dell'attuale Commissione europea. Il vicepresidente Timmermans ha come programma, uno dei programmi fondamentali, 10 programmi fondamentali della Commissione europea, è proprio quello della better regulation, cioè la semplificazione legislativa, la semplificazione sia nei termini del numero ma anche nei termini della complicazione dei testi legislativi e regolamentari, ciò per rendere facilmente accessibile, per avvicinare il cittadino ovviamente alle regole della legislazione non solo comunitaria di per sé già complessa, ma diciamo, se ci pensano gli altri che hanno un corpus legislativo di dimensioni nettamente inferiori, quanto questo sia necessario ed attuale anche nella nostra dimensione. È vero, il sistema legislativo regionale di fatto soffre sostanzialmente delle stesse risultanze che vengono così chiaramente riportate nel rapporto sul controllo parlamentare. Il tema di una attività legata nel rapporto con l'esecutivo è ovviamente un tema presente, forse ancora più rafforzato perché nelle regioni l'elezione diretta del presidente della regione rafforza ancora di più l'azione dell'esecutivo e quindi tende a porre ancora di più una sorta di continua azione di controllo e di intervento tra l'Assemblea legislativa e l'esecutivo, un esecutivo ovviamente dotato di una forza di rappresentanza anche politica diretta molto più evidente, molto più forte nella persona, riassunto nella persona del Presidente. E quindi questo è un dato per cui il tema di una attività del legislatore legata soprattutto all'interpello e soprattutto alla mozione e soprattutto ad una sorta di presenza piuttosto mediatica, cioè della serie io l'ho chiesto e lo scrivo, io mi sono fatto approvare la mozione per cercare di indirizzare il governo regionale e poi lo scrivo,
è di fatto, oppure io nella norma che transita dal Consiglio quasi sempre su iniziativa della Giunta regionale o dell'esecutivo regionale, inserisco un emendamento di cui in qualche modo mi porto il nome ed il cognome, di fatto è in qualche modo il modo attraverso il quale il legislatore regionale appare nella propria iniziativa e nella propria attività che è di rappresentanza. Quindi in questo senso credo vada ripreso in toto quelle che sono le osservazioni, che sono le riflessioni che sono state fatte. Io cito solamente quello che è un dato. Nel 2007 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, io allora ero proprio assessore, tra l'altro incaricato proprio di questo settore, approvava una legge statutaria, nelle autonomie speciali la legge statutaria è di fatto la legge di indirizzo, la legge che regola ovviamente poi l'attività legislativa e nell'attribuzione delle competenze al Consiglio poneva appunto l'esercizio del controllo sull'attuazione delle leggi, la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati e le clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione. 10 anni fa la legge statutaria della nostra regione affidava compiti al legislatore che sono esattamente quelli che oggi si evidenzia con il controllo parlamentare. È evidente che su questo c'è il dato dell'impegno, credo dell'impegno che dobbiamo porre tutti noi perché effettivamente queste enunciazioni diventino l'attività, se non prevalente, ma un'attività ovviamente fondamentale assieme a quella di controllo, assieme a quella di valutazione sull'attività del governo, proprio per quanto riguarda quella necessità diciamo, di dialogo e di rapporto diretto legislativo su legislativo. L'effetto della legislazione va attualizzata e va verificata nella sua applicazione, perché questo è uno dei compiti fondamentali. Se vogliamo anche nella riforma costituzionale, che poi sostanzialmente non è stata approvata dal referendum confermativo, il nuovo Senato, che era il Senato, gli veniva affidato il compito di valutazione delle politiche e anche dei risultati. Quindi in questo senso un lavoro. Credo che come conferenza dei consigli regionali stiamo lavorando su questo, specializzando di fatto un'attività con un progetto che è iniziato ancora alcuni anni fa, capire con un'attività di collegamento con le assemblee legislative, quindi ringrazio i parlamentari, e anche attraverso un percorso di formazione. Abbiamo attivato un master congiuntamente con il Senato, un master riservato ai dirigenti, ma io credo che vada in qualche modo esteso anche ai soggetti, ai consiglieri, ai legislatori, proprio sulla formazione legata alla capacità di acquisire competenze nei termini dei percorsi valutativi e dei percorsi di analisi dell'effetto appunto della legislazione. È sicuramente, credo, anche un arricchimento della figura del legislatore che in qualche modo è scivolata verso questa centralità del governo, ma che può riproporsi in termini diciamo di efficacia della propria azione proprio nel tema della valutazione e della verifica del corpus legislativo.